Una volta si diceva ditelo con i fiori e ditelo ancora con i fiori, perché i fiori vuol dire gentilezza e soprattutto vuol dire bellezza, quindi voglio dire un animo aperto e sensibile. Benvenuti allora alla nostra puntata di quest'oggi, che parte qui da Rosolina, dal centro politramontano di Veneto Agricoltura, che è un centro floricolo anche orticolo, ma vi parleremo di fiori e poi dopo faremo un giro come sempre in provincia di Rovigo questa settimana per chiudere nel Delta del Po. Sigla! E come si dice in gergo televisivo, guardate che botta di colore che abbiamo qui. Vi abbiamo detto allora di essere a Po di Tramontana, un centro di Veneto Agricoltura che si interessa di ortofloricoltura. Per quanto riguarda l'orticoltura ci sono queste serre con peperoni, con pomodori, con melanzane, ma noi ci soffermiamo qui sulla parte floricola, anche perché il dottor Tosini per Veneto Agricoltura ha ricevuto un bel finanziamento sul programma di sviluppo rurale importante sulla misura 124 per il crisantemo. Il miglioramento del crisantemo si chiama questo progetto CrisClone. Che significa? Significa crisantemo, selezione genetico-sanitaria, e per creare cloni, materiali quindi di partenza per costituire nuove varietà. Quindi misura 124, misura di sperimentazione e innovazione per innovare il mondo varietale e quindi trovare varietà più performanti per i produttori. Quindi bisogna sempre migliorare e i nostri produttori devono avere sempre nuove proposte per il consumatore. Eh sì, perché comunque il mercato cambia, il mercato esige nuove varietà, il ricambio è molto veloce e quindi i produttori che fanno parte del consorzio per la valorizzazione dei prodotti orto-floro-vivaistici di Verona, e quindi si sono consorziati, hanno con loro, che sono diciamo i proponenti del progetto, con loro e noi partner abbiamo costituito questa diciamo squadra affiattata già dal 1995, che ci permette con questo finanziamento di 2 anni e mezzo e poco più di continuare questo rapporto di collaborazione, di continuare questa selezione genetico-sanitaria e cercare di trovare nuove varietà. Il CrisClone è un progetto che permette, si spera, di trovare varietà che poi vengono brevettate, come quelle che sono state brevettate alcuni anni fa, il Perla e l'Apollo. Per quanto riguarda le prove che facciamo orticole e floricole, varietali in particolar modo, sono prove che ci permettono di andare a fare una lista varietale floricola e orticola per i produttori veneti. Allora questo vedete è un servizio ai produttori, ma è un servizio anche ai consumatori. Grazie a Franco Tosini e a Veneto Agricoltura. Noi adesso, a proposito di consumatori, dopo l'agenda PSR andiamo a Rovigo proprio a parlare dei problemi dei consumatori con Claudio De Stefani. Il report di Ismea sulla congiuntura agricola veneta dice che la fiducia delle nostre aziende agricole è maggiore di quella nazionale. I dati su www.regione.veneto.it nell'area dello sviluppo rurale 2014-2020. Corridoi ecologici, riqualificazioni fluviali, fasce erbose. Il PSR Veneto 2014-2020 propone di riservare oltre 16 milioni di euro per l'introduzione di infrastrutture verdi. Informazioni sul sito www.piave.veneto.it. Patrimonio storico-architettonico e valorizzazione della cultura nelle aree rurali sono gli ambiti su cui si sono concentrati i gruppi di azione locale veneti. Tutti i dati sul portale www.regione.veneto.it nella sezione Sviluppo Rurale. Amiche e amici di Tiritera, eccoci nuovamente assieme per parlare di tutela del consumatore. Per farlo anche quest'oggi sono arrivato a Rovigo, ho dato appuntamento a Walter Rigobon, il quale... Non preoccupatevi, è casuale il fatto che sia arrivato con una borsa, ma non tanto casuale, perché vogliamo parlarvi di contraffazione. Ben ritrovato Walter, perché proprio questa borsa? Perché è una delle borse che sono state sequestrate recentemente con un blitz che abbiamo fatto con altre televisioni e soprattutto con la Camera di Commercio di Venezia. Allora, io ti ho dato appuntamento in piazza Garibaldi perché normalmente nelle piazze italiane
questa è una casuale naturalmente, troviamo dei signori che abitualmente hanno le borse con più griff e di solito quando arrivano i vigili questi signori scappano via. Tu l'hai beccata lì questa? No, non è esattamente su una piazza, ma ci sono dei fornitori che vanno a rifornirsi su questi negozi dove ne trovano le cosiddette marche contraffatte. No, fammi capire, tu mi stai dicendo che potrei trovare lo stesso signore che trovo in una piazza qualsiasi italiana, in realtà questo signore va a rifornirsi in un vero e proprio negozio dove anche l'utente si può recare? È esattamente così. Che differenza c'è, scusa, tra questo signore e quello che poi vende all'interno del negozio? Perché il meccanismo di quella persona che va a acquistare là, perché viene indotto ad acquistare là per i giri, come dire, di poca trasparenza e di truffa che è presente in tutto il territorio nazionale. Tu hai portato questa che è una griff conosciuta in tutto il mondo. Che particolarità ha questa borsa? Questa qua è stata sequestrata perché era priva di qualsiasi etichetta di provenienza, del costo della stessa e quindi non in regola con le norme del commercio. Attualmente la merce, quella analoga a questa, è posta sotto sequestro e il magistrato dovrà indagare per verificare se ci sono ulteriori illeciti. Prestate attenzione, mi raccomando, e cercate i negozi giusti dove comprare la vostra borsa in questo caso. Walter, grazie come sempre Grazie per a la voi. tua presenza. Adesso la linea ritorna al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo come sempre nel finale di trasmissione vi porterò a scoprire un'altra bellezza del Veneto. A tra poco. Come promesso siamo sempre in provincia di Rovigo, ma ci siamo spostati a Gavello vicino a Adria, tanto per spiegarci più o meno. Tra vero? Gavello, tra Rovigo e Adria, sì. Ecco, quindi siamo ai margini del parco del Delta del Po e qui ovviamente siamo in piena zona aglio polesano, aglio bianco polesano DOP e l'azienda Duoccio fa questo lavoro ormai da molti anni. Sì, noi oramai siamo alla terza generazione, con me siamo alla terza generazione, noi lavoriamo l'aglio, lo cipolle, lo scalogno, ci siamo lanciati con vigore in questo progetto della tutela e della promozione dell'aglio bianco polesano DOP. Ecco, queste macchine che vedete ovviamente hanno una serie di compiti, adesso li verificheremo, però voi avete avuto un finanziamento sulla misura 121 in particolare per l'ammodernamento appunto delle vostre attività e per appunto i prodotti a marchio. La spicchiatrice che roba è? La spicchiatrice è quella macchina che ci consente di dare valore ad un prodotto che altrimenti non lo avrebbe, nel senso che la spicchiatrice serve a recuperare quelle teste di aglio, perché si tratta di bulbi di aglio, che magari non perfette dal punto di vista estetico, ma sostanzialmente identiche a quelle belle da vedersi, hanno la possibilità di essere vendute e quindi consumate alla fine se sono spicchiate, quindi se dalle teste si arriva a degli Del spicchi. resto spicchiare l'aglio è sempre un'operazione che si fa in casa, loro ce lo fanno per noi, grazie. Siccome siamo appunto in mezzo all'aglio bianco polesano DOP, decantiamone un attimo le qualità. Grazie al terreno un aglio appunto bianco, perlaceo, polesano riesce ad avere delle caratteristiche organolettiche superiori per gusto, per piccantezza alle caratteristiche di altri agli, di altre regioni, di altre zone. Allora restiamo nel Polesine grazie a Lucio Duoccio e andiamo in questo caso a Porto Viro e andiamo in pieno Parco del Delta del Po. Vediamo, Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Mi sono spostato all'interno del Parco regionale Delta del Po. Sono accanto al suo presidente Giuseppe Geremia Gennari. Buongiorno e benvenuto Presidente. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Tante bellezze in questo luogo, ce le racconta in pochi secondi? Difficile. Sì, in pochi secondi è difficile, vedrò di fare del mio meglio. Allora, tante bellezze sì.
Diciamo che sono state scoperte, uso questo termine che sembra improprio, grazie alla Regione Veneto che ha approvato e istituito l'ente parco regionale del Veneto del Delta del Po. Molto vasto, devo dire. Sì, è vastissimo, infatti comprende 9 comuni che vanno da Adria a Porto Tolle, da Rosolina a Taglio di Po, Portoviro, Pappozze, Corbola e Loreo. C'è un progetto particolarmente gratificante per voi. Sì, ma infatti proprio gli obiettivi e le finalità della legge sono quelli di preservare e valorizzare il territorio come ambiente e come natura. Insieme a che cosa? Insieme alla storia, alle tradizioni, ai prodotti tipici e quant'altro. E la chicca, se così la posso chiamare, è stato l'avvio del procedimento per ottenere il riconoscimento da parte di UNESCO di area riserva della biosfera. Andiamo verso il mare, che cosa scopriamo? Se andiamo verso il mare troviamo le valli e una fauna abbastanza presente, diverse specie, in questo momento stanno nidificando, ad esempio il fratticello è una specie che si è stabilita nel nostro territorio. Ringrazio il presidente del Parco regionale Delta del Po, il signor Gennari, e ringrazio naturalmente i nostri telespettatori che hanno seguito da casa la nostra puntata. Un saluto a Mimo Vita che l'ha condotta con me. Arrivederci.